Buonasera e benvenuti a 7 Sera. Iniziamo questa nuova settimana con una puntata tutta dedicata alla giustizia e alla sicurezza. Nella prima parte del nostro appuntamento vedremo come la legge ci è accanto per risolvere i problemi quotidiani e più comuni come quelli condominiali, ma vedremo anche come la nostra legge può aiutarci a combattere dei gravissimi casi di cronaca che coinvolgono soprattutto i bambini. Nella seconda parte poi del nostro appuntamento parleremo di sicurezza privata, ma iniziamo subito il nostro viaggio nel mondo della giurisprudenza insieme all'avvocato Gianni Calloni, autore del libro La nuova legge del condominio. Buonasera e benvenuto, avvocato. Grazie, buonasera, e volevo solo dire in premessa una cosa molto semplice. Il 40% delle cause che ci sono in Italia vengono fatte dai condomini o dal condominio verso i condomini o dai condomini verso i condomini. Insomma, tutto il condominio è una specie di nido di vipere per creare tanto contenzioso e tante vertenze che potremmo forse con la nuova legge sistemarle ed evitarle. Oh, benissimo, allora io direi questa sera partiamo proprio da qui, dall'esaminare questa nuova legge per vedere cosa può cambiare nel nostro condominio, come possiamo comportarci e come possiamo difenderci. Vorrei far vedere intanto in anteprima quella che sarà la copertina del suo prossimo libro. Questo è un suo secondo libro, ne ha fatto un altro che è veramente un po' la Bibbia della giurisprudenza italiana, dove ci sono indicazioni su tutto, su ogni legge, su ogni comportamento. Questo specifico del condominio perché proprio come ha detto lei è sede di grandissimi disastri e litigi. Vediamo bene, allora, questa nuova legge, che legge è e che cosa dice prima di tutto? Allora, la nuova legge sul condominio nasce dopo 70 anni della vecchia legge, perché la società moderna oramai nel modo di cercare l'abitazione va sempre più in cerca del condominio, dell'appartamento, perché la villa crea problemi, la sorveglianza, eccetera. Allora nasce il condominio, è nato 100 anni fa, poi è stata fatta la legge del 42 che ha messo a posto un po' il condominio, adesso è nata finalmente una legge che pur non avendo messo a posto definitivamente la situazione giuridica del condominio, ha però dato una svolta abbastanza importante. Praticamente, vediamo le 12, io le chiamo le 12 tavole delle novità della nuova legge che entrerà in vigore al 18 di giugno. Col 18 di giugno abbiamo questa nuova legge. È importante perché sappiamo che il 60% degli abitanti dell'Italia sono in condominio, quindi praticamente interessa o per parentela o perché interessa quasi tutti. Allora, le prime novità sono queste. Innanzitutto il condominio così come era prima è stato amplificato, nascono i super condomini, cioè quelle urbanizzazioni che prendono 20-30 casette a schiera o non a schiera. Qui abbiamo un esempio di Milano Fiori, qui vicino a noi, che praticamente diventano dei super condomini che mentre con la legge attuale vengono chiamati regolamentati con singoli palazzi, con la nuova legge possono essere regolamentati mettendo assieme tutto nelle votazioni, nelle scelte, eccetera, con un amministratore unico, eccetera, mentre fino adesso ci sono i vari amministratori, il palazzo del super condominio lì, il palazzo dove sta la banca popolare sta in un altro coso e via, ognuno aveva il suo amministratore. D'ora in poi con la nuova legge ci sarà un super amministratore che amministrerà tutto il comprensorio. Questa è una cosa molto importante. Poi, guardando sempre gli edifici, finalmente ha detto la legge, il sottotetto è condominiale, a meno però che è stato venduto nell'atto di acquisto
dal costruttore, ma se no diventa... E anche qui tante vertenze che nascevano, il tetto, il sottotetto e tutte le cose, e ha cominciato a mettere a posto tutte queste cose. Senta, Avvocato, visto che questa nuova legge comprende 32 articoli e 12 importanti novità, sarebbe bello poterle vedere una a una. Io direi intanto ai nostri ascoltatori che questa legge si può trovare anche in internet e si possono iniziare a documentare, poi magari noi ci vediamo e per ogni articolo cerchiamo di capire bene cosa succede. Le parti fondamentali sono quella che ha accennato lei, poi anche la diminuzione delle maggioranze assemblari per prendere nuove decisioni, si può rinunciare a delle parti comuni e poi soprattutto c'è tanta apertura verso a quello che è fonti energetiche e riutilizzo di energia. Una piccola parte che interessava a me, che è molto carina, molto piccola rispetto a tutto quello che servirebbe nei condomini, è il divieto agli animali domestici, finisce, per cui si possono mettere in casa finalmente gli animali domestici, ma questa sera, aspetti, adesso mi correggerà su tutte queste cose che abbiamo da dire, ma visto che lo spazio non è molto, c'è un qualche cosa che vorrei sottolineare questa sera con lei ed è la persecuzione, gli atti persecutori che oggi si chiamano stalking nel condominio. Allora, sono frequenti, si può fare qualcosa oggi? Allora, sappiamo che in molti condomini c'è sempre il condomino che fa il molestatore, io lo chiamo il molestatore, o perché suona un strumento a fiato come può essere la cornetta, la tromba negli orari che non si possono suonare, o perché ha il cane che abbaia, o perché fa dei rumori molesti o mette su la musica alta. Allora questi molestatori, anzi più che la nuova legge, fino alla legge del 2009, che era quella dello stalking, potevano farla franca, nel senso che adesso tra l'altro ci sarà anche la multa per questi condomini con la nuova legge, ma però fino adesso la facevano franca perché al massimo va bene di qui, di là, eccetera. Il giudice non prendeva. Con la legge dello stalking l'ha fatto alcuni magistrati, alcuni tribunali, e oramai sono già 4 le sentenze dei tribunali, e si può dire che essendo quasi tutti di sentenza unanime, si può dire che oramai è giurisprudenza. Cosa succede? Succede che se uno è un molestatore, disturba la quiete, eccetera, eccetera, il giudice, oltre che condannarlo per stalking, la cosiddetta legge degli atti persecutori, chiamata così in Italia, può anche mettere un'ordinanza o un decreto col quale sfratta la persona, la manda via dal condominio. Benissimo, per cui l'inquilino molesto o molestatore può essere veramente allontanato, per cui la legge ci avvicina in questo. Adesso io con lei... Prima che entri in vigore questa legge, questa è già adesso. Questo è importante perché la legge che abbiamo accennato sarà in vigore dal 18 giugno di quest'anno, però questo che riguarda lo stalking condominiale è già attuabile, per cui se avete bisogno potete rivolgervi già alla nostra legge. Abbiamo un minuto finale, lo dedico a tutti quei casi di bambini morti perché abbandonati, di neonati non voluti, lasciati a morire nei cassonetti, nei bagni. Ecco, sono tutte morti bianche che potevano essere evitate. Perché? Perché abbiamo una legge che garantisce che cosa? Allora, noi abbiamo, e nessuno lo dice anche in televisione quando nascono questi fatti che traducono i bambini appena nati nei cassonetti, eccetera. Nessuno, le televisioni specialmente, i giornali, non dicono che in Italia e anche in Europa c'è una legge che vieta alla persona che va in una clinica, in un ospedale a partorire, vieta assolutamente di dare le proprie generalità, anche se questo è un clandestino. Quindi le donne, ditele alle persone che conoscete che sono in gestazione, ditele, andate in ospedale, nessuno vi prende nota, non vi prende... L'unico difetto che ci sarà, o virtù, che questo bambino che nasce sarà affidato per un'adozione, certo, e nessuno saprà mai chi è la mamma. Guardate che questo, voi avete le cure, quella
donna che fa una cosa così rischia la propria salute. Esatto. per fare ecco, allora ricordiamo bene che in Italia è legale il parto in anonimato, per cui tante cose si possono evitare. Voi mamme che siete in attesa e che non vi sentite di portare avanti questo compito, potete lasciare i vostri bambini negli ospedali dove potranno sopravvivere e non ci sarà nessun problema né rischio per la salute loro e vostra. Allora, grazie potrete avvocato. andare già prima, durante anche la gravidanza, potete andare già a fare i controlli, fare i controlli. Bene, benissimo, grazie avvocato. Prego. Grazie per averci spiegato che veramente la legge ci può aiutare nei problemi quotidiani, ma nei problemi veramente grandi ci può garantire anche la vita, la salute. Grazie davvero, grazie anche a voi. Adesso c'è un pochino di pubblicità, però restate qui perché parliamo di sicurezza privata. A tra pochissimo.